Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, presentazione della Fiera del Libro a Portoviro. Siamo con il sindaco e si presenta anche i suoi ospiti. Sindaco? Sì, buongiorno a tutti, sono insieme alla capogruppo Chiara Bovolenta e alla consigliera delegata alla cultura Francesca Pregnolato. Oggi presentiamo la 22esima edizione della Fiera del Libro, un appuntamento storico della città di Portoviro che si inserisce in un contesto altrettanto storico che è quello della Fiera Matta. Ecco, abbiamo visto una scenografia particolare, ce la vuoi spiegare, sindaco, o vuole farla spiegare dal consigliere? Io faccio un brevissimo accenno, dopodiché passerei la parola alle mie consigliere che hanno organizzato poi materialmente questa edizione che è straordinaria. Oggi noi vogliamo andare a ricordare quelli che sono i 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon, avvenuta nel 1922 ad opera di Howard Carter, lo storico archeologo britannico che ha avuto questa importante che ha fatto questa importante scoperta. Per i dettagli però passerei la parola prima alla capogruppo Chiara Bovolenta e poi alla consigliera delegata alla cultura Francesca Pregnolato. Buongiorno a tutti. E infatti mi collego con il discorso appena fatto dal nostro sindaco perché la scoperta è proprio il 4 novembre e quindi in questa settimana della nostra Fiera Matta e della nostra Fiera del Libro ricorre proprio l'anniversario dei 100 anni della scoperta della tomba di Tutankhamon. Abbiamo voluto allestire la Sala Eracle riproponendo il fascino dell'antico Egitto che riscopre sempre notevoli straordinarie cose meravigliose perché tutti da piccoli e anche da grandi siamo sicuramente affascinati dal mondo dell'Egitto e noi in questa settimana abbiamo voluto cogliere l'occasione per dare spazio all'Egitto in una forma cultura, eventi, musica, poesie e naturalmente con la partecipazione della nostra banda cittadina che quest'anno compie i 20 anni. Tutta la settimana sarà piena di questi eventi e con laboratori tematici nei pomeriggi del mercoledì, giovedì e venerdì. E avremo la nostra Asia Mantovan di Portoviro che ne curerà tutta la struttura e anche la tematicità che sarà tutta imperniata sul cuore. E passo la parola alla nostra consigliera Francesca Pregnolato perché lei si è occupata per quanto riguarda la mostra del libro. E buongiorno a tutti, è stato un onore per me aver partecipato alla realizzazione di questa Fiera del Libro. Una fiera caratterizzata appunto da cultura, da eventi, da laboratori tematici per i nostri bambini e i nostri ragazzi. Siamo riusciti ad avere finalmente anche la presenza proprio dei libri, con la collaborazione di una libreria, la libreria Zabarella di Padova, che ci mette a disposizione più di 400 volumi che potranno appunto essere acquistati. Quest'anno un tema veramente molto affascinante, l'antico Egitto, che con le sue tradizioni e con il suo mistero si inserisce in questo contesto fantastico e anche noi proprio come comune ci inseriamo in un contesto che viene condiviso anche da altre realtà e altre città del Veneto. E in questa Fiera del Libro ci saranno diversi eventi, sarò protagonista di un evento, una serata in collaborazione con l'erboristeria di Patrizia Antonini, nella quale appunto si parlerà di queste tradizioni, di queste usanze dell'antico Egitto. Ci sarà proprio un percorso tematico con i profumi, gli oli che si usavano un tempo. Altre serate sono caratterizzate per esempio dalla presenza di una psicologa, la quale inserirà tutto il tema delle dee e molti altri eventi vi aspetteranno, quindi non ci resta che aspettarvi per condividere insieme questo mondo fantastico della cultura e della lettura. Aggiungo che avremo domenica pomeriggio, domenica 6, l'autore Marco Butticchi che presenterà il suo libro Dal serpente al faraone. Colgo l'occasione anche per ringraziare Simona Sacchiero, una portovirese che ha realizzato l'immagine simbolo della Fiera del Libro del 2022, della
appunto 22esima edizione, e come diceva bene Francesca, questa è un'edizione particolare perché torna la possibilità di acquistare direttamente i libri in questa sede, in Sala Eracle. Quindi non ci resta che augurarvi di passare a trovarci e che dire, il fascino dell'antico Egitto è un qualcosa di meraviglioso che merita di essere scoperto e ricordato sempre.